E quanta gente ci sta? Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora deve essere probabilmente un problema personale, una questione in bilico tra politica, economia e psicanalisi. Rimane il fatto che Maurizio Landini, se non ipotizza di mettere le mani nel portafoglio di qualcuno, se non ipotizza di proporre la 16ª patrimoniale in un paese che ha già una quindicina di patrimoniali come l'Italia, non sta bene, si sente a disagio con se stesso, fa fatica. No, stavo per dire a lavorare, comunque diciamo fa fatica a tirare la nottata, diciamo la più verosimile, insomma lo deve, è un'esigenza a cui non può opporsi, è proprio un moto dell'animo che gli viene spontaneo e sincero. L'ultima vittima, diciamo nel senso fiscale, di questa ossessione compulsiva landiniana è Jannik Sinner, che è stato citato dal segretario della CGIL, ospite su Rai Radio 1 a Un giorno da pecora. Tra l'altro abbiamo scoperto che Landini è un fine conoscitore di tennis, avendo ipotizziamo sempre senza nessuna malizia, sono dati di cronaca, sicuramente più tempo libero medio dell'operaio medio. Landini segue molto, in modo molto approfondito e attento, i tornei di tennis, e quindi si è prima lanciato in una disamina tecnica. Ha detto: Sinner mi piace, è molto bravo. Come tecnica però mi piacciono più Musetti col suo rovescio o Alcaraz. Entrambi tecnicamente sono più divertenti, ma la velocità, la concentrazione e la forza che ha Sinner lo rendono unico. Beh, ci fa piacere che Landini abbia il tempo anche per, diciamo, coltivare pensieri ameni e disamine di tecnica tennistica, e non pensi tutto il giorno a Gazza o alla flottiglia. Diciamo che ogni tanto speriamo si inserisca anche il pensiero per qualche lavoratore italiano. Ma al di là di questo, il conduttore di Radio 1 lo stuzzica sulla sua proposta di patrimoniale, chiedendo, ma in realtà affermando, perché ovviamente la risposta è sì, se anche Jannik Sinner rientrerebbe nella 16ª patrimoniale auspicata da Landini, sui redditi alti o mega alti, o sui ricconi, chiamateli come volete, comunque su legittime ricchezze accumulate, guadagnate o ereditate legittimamente, non diciamo su extra profitti magari ottenuti con dinamiche extra mercato, vedi banche e assicurazioni, che è tutto un altro capitolo, ma ricchezze private, anche ultra ingenti, ma legittime ricchezze private. Risposta di Landini: credo che abbia la residenza a Monte Carlo, perché buttarlo là fa sempre bene, attira subito la simpatia ovviamente del giornalista collettivo, ma assolutamente sì su guadagni che ha in Italia. D'altra parte, se ho 10 milioni di euro e ne pago 60.000 di tasse, resto comunque ricco. Lo dice quasi dispiaciuto, come se l'obiettivo fosse diciamo spogliare la ricchezza o far piangere anche i ricchi, no? Come diceva uno storico manifesto di Rifondazione Comunista. Continua sempre Landinone: se uno ha tutti questi soldi, lui rimane ricco, ma così dà anche un contributo al paese e lo fa funzionare meglio. Questo potrebbe essere anche un elemento di cittadinanza. Cioè Sinner e tutti quelli che hanno la fortuna di avere ricchezze assimilabili alle sue sarebbero più cittadini se fossero soggetti alla patrimoniale landiniana. Ed è proprio sbagliato l'ottica, cioè non è che Sinner o coloro che hanno ricchezze simili alle sue abbiano bisogno di difensori, anche perché spesso hanno anche qui legittimamente residenze fiscali all'estero, ma è sbagliato il concetto. Il concetto è aggredire la ricchezza e prevedere la 16ª patrimoniale in un paese che ha già una quantità fuori controllo di tasse che aggrediscono il patrimonio, cioè quasi sempre di tasse sul già tassato che garantiscono all'erario 50 miliardi l'anno? No, a nostro giudizio no. A nostro giudizio l'ottica sarebbe abbassare il carico fiscale, sì, abbassarlo anche ai ricchi, perché a cascata non solo rendi il sistema economico del paese più attrattivo agli investimenti, ma permette a chi può generare ricchezza o lavoro di farlo con meno impacci e impicci.
disboscare, togliere presenza del Stato esattore burocratico, non aumentarla in un paese che storicamente soffre di un'ipertrofia statale, di un'ipertrofia burocratica, di un'ipertrofia fiscale, su cui peraltro il governo ha già battuto dei colpi, seppur parziali ma oggettivi rispetto al passato. Ma tutto questo è secondario rispetto all'obiettivo raggiunto anche oggi da Landini. Riesce ad andare a letto dopo aver ipotizzato una qualche patrimoniale e un qualche riccone da spogliare fiscalmente. Grazie a tutti, a domattina.